Centrocampista metodista alla Nereo Rocco, usa metafore paleocalcistiche il giovane Francesco Buzzatti per spiegare il ruolo svolto dalla Commissione Provinciale per le primarie che si svolgeranno domenica 30 novembre. Un lavoro di squadra sia dei territori, sia dei comuni, dei volontari, ma anche della coalizione importantissimo. Soprattutto il Partito Socialista in molti seggi del Cadore e del Comelico ci sta dando una mano fondamentale. L'affluenza la vedremo. Già l'affluenza, il termometro politico indica temperature col segno meno, ma questo non sembra spaventare la Commissione che per domenica ha predisposto in tutta la provincia il 40% dei seggi in più rispetto alle ultime primarie, 29 i seggi fissi e 7 quelli volanti. È la prima volta che il centro-sinistra veneto affronta le primarie regionali per la scelta del candidato presidente. Ci distinguiamo anche dalla parte opposta che comunque di fatto calano dall'alto il candidato presidente, noi invece lo facciamo scegliere agli elettori e quindi favoriamo anche quella che è la partecipazione e la condivisione con gli elettori. E sarà la prima volta pure per sondare la volontà degli elettori rispetto ai temi caldi del programma del futuro candidato presidente. Il programma è un programma ancora in cantiere, come lo definiamo noi, ha bisogno del contributo di tutti e questo ci permetterà anche di capire quali sono appunto gli umori, quali sono le idee dei cittadini. Nella coalizione, oltre al PD e all'Italia dei Valori, il cui rappresentante bellunese oggi era assente e giustificato, c'è anche il Partito Socialista Italiano. La tradizione e la storia del bellunese hanno dimostrato che il Partito Socialista c'è ancora nello spirito, c'era il bisogno di avere uno spazio. Lo spazio nel centro-sinistra chiaramente e noi pensiamo che insieme potremo veramente fare grandi cose nella regione, cose nuove, cose di sinistra soprattutto. 3 i candidati: Alessandra Moretti, Antonino Pipitone, Simonetta Rubinato. Si vota solo domenica dalle 8 alle 20.